Bella a tutti regà, eccoci qua in questo nuovo video, il video post partita di Torino-Cagliari. Però prima di cominciare vi voglio far vedere una maglietta. In questo caso me la sono presa della Lazio, intravedete anche più o meno di chi da dietro. Milinkovic-Savic, maglia bellissima, comprata su KK Gold. Trovate il link qua sotto in descrizione per delle maglie a prezzi ottimi, quindi link in descrizione. Ora parliamo della partita. Che dire? Tra l'altro vi voglio far vedere la novità. Guardate che figo. Così. Oggi è una giornata felice. Allora, parliamo della partita. Una partita che secondo me a livello prestazionale è al di sotto, e per ovvi motivi, della partita col Napoli, ma non per questo è meno importante. Anzi, perché contro il Napoli tu vai a affrontare una squadra forte, seppur con delle assenze importanti, ma rimane comunque una squadra forte. E hai dato il tutto per tutto e hai giocato una partita grandiosa, andandola anche a pareggiare immeritatamente, cosa che negli ultimi anni credo sia successo ben poche volte. Mentre oggi hai deficitato un po', o meglio, il Torino rispetto al Napoli ha creato molte più occasioni, si è reso molte volte più pericoloso, ma tu, dopo aver ottenuto un pareggio, sei riuscito a portare di nuovo avanti la partita e sei riuscito a gestire il risultato, che è una cosa secondo me fondamentale che il Cagliari dovrebbe imparare a fare, perché è mancata nelle ultime annate un Cagliari che, quando si trovava in una posizione di vantaggio, riuscisse a gestire il risultato. Tra l'altro, se non vado errando, adesso eccolo, ho trovato il quadernino con tutti i risultati. Questo è 1, 2, 3, 4, il quinto risultato utile consecutivo. 2 vittorie e 3 pareggi. Cosa importantissima, perché dà morale, dà fiducia. E paradossalmente questa cosa fa anche arrabbiare, perché vedere un Cagliari simile ti fa porgere quella domanda spontanea che ti fa dire: perché non abbiamo giocato tutte le partite così? Perché il Cagliari non gioca così? Perché abbiamo dovuto subire questo patibolo? Questo Cagliari può tranquillamente, secondo me anche a occhi chiusi, ottenere la salvezza, ma deve continuare a essere così. Poi, andando a parlare dei singoli, ragazzi, qui lanciamo l'hashtag Raul sessuale, perché è una cosa impressionante. Cosa non è Bellanova? Cosa non è? Un giocatore fenomenale, un terzino che non vedevamo da anni a Cagliari. Spaziale, veramente spaziale. Altare oggi, manco a parlarne, ha fatto certe chiusure che sembrava Bremer. Cioè, oggi Altare veramente in alcune occasioni sembrava Bremer. Su Cragno, quella parata fantastica. Una parata veramente impressionante. Forse sul gol ho da criticare il posizionamento, perché se fosse stato leggermente più a sinistra quel pallone non sarebbe entrato, è vero. Però la parata che ha fatto nel primo tempo Cragno, nulla da dire, veramente impressionante. Poi De Jong c'è sempre quella cosa che, per carità, fa gol, ma ti rimane comunque quello scetticismo. Io oggi voglio elogiare De Jong. Non voglio dire che comunque non voglio dire quello che in realtà penso di De Jong, perché lo sapete tutti più o meno. Oggi voglio solo fargli i complimenti, perché è stato grazie a lui. Non so perché sarà questo periodo di forma, ma il centrocampo del Cagliari attualmente sta veramente facendo grandissime cose. Così come anche Grassi, uno su cui veramente non buttavo nemmeno un centesimo bucato, si sta prendendo le redini di questo centrocampo e giorno dopo giorno fornisce prestazioni impressionanti. Veramente chapeau. Qui si vede che è un giocatore che la sua carriera è stata veramente tartassata di infortuni e l'ha limitato tantissimo, perché se Grassi è questo giocatore, stava ancora a Napoli, avrebbe continuato a giocare ancora a Napoli, secondo me. Poi oggi nota lieta anche D'Albert mi è piaciuto tantissimo. Il problema è che è un giocatore che soffre di luci, ma di tantissime ombre anche, tantissime.
e questa incostanza a me mette un po' preoccupazione. Quindi se lo devo tenere Dalbert, sinceramente non ci spenderei mai la cifra del riscatto del Cagliari, che se non mi sbaglio è di tipo 7 milioni. Però come riserva io me lo terrei più che volentieri. Un giocatore che gioca come ha giocato oggi, io me lo terrei più che volentieri. Joao sempre più affaticato, sempre più stanco, sempre un po' più solo rispetto alle scorse partite, molto molto sottotono, così come anche Pereiro. Sono i due che tra tutta la squadra credo che oggi abbiano brillato di meno. Non so se per merito del Torino o per un'effettiva loro stanchezza, però fortunatamente ciò non è stato un ostacolo per noi. Siamo riusciti a portare la partita a casa, a portare i 3 punti a casa, che sono vitali di più, e adesso testa alla Lazio, perché fortunatamente con questo Cagliari io posso permettermi di pensare che ce la possiamo giocare. Noi possiamo andare a Cagliari e giocarci la partita con la Lazio, perché con una squadra così non è impossibile che il Cagliari riesca a ottenere i 3 punti. L'abbiamo ottenuti contro l'Atalanta in casa loro, quindi non vedo perché il Cagliari non li debba ottenere contro la Lazio a casa nostra. Detto questo ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!